segretario dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, ed il presidente del partito, Antonino Di Pietro, hanno depositato questa mattina in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare sulla vendita di beni sequestrati alle mafie, un patrimonio stimato in 80 miliardi di euro. Sentiamo il segretario Messina. Noi chiediamo intanto di istituire un albo dei beni confiscati che non esiste e poi entro 3 mesi qualcuno ne faccia richiesta, in caso contrario vanno messi in vendita. Vendendo questo patrimonio potremmo impedire di aumentare le tasse, potremmo intervenire sul cuneo fiscale, vale più di una manovra, e aggiungo potremmo anche bonificare, quindi garantendo la funzione sociale, quei territori che sono colpiti dalle ecomafie, distrutti dalle ecomafie.